Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Oggi abbiamo un ospite che si chiama Pierluigi Ribichesu. Ciao Pierluigi, Ciao grazie, Adele. grazie per essere con noi, che è presidente di un'associazione culturale che si chiama Suentu. È un'associazione che si trova in Sardegna, dove sapete c'è anche la sede fisica della Libera Università, anche se diciamo è un po' spostata verso il nord, vero Pierluigi, Sì, la tua sì, ci troviamo, associazione? sì, ci troviamo nel paese di Chiesi, diciamo nella famosa Valle dei Nuraghi, perciò un grande cuore energetico. Che bello. Dato che appunto Pierluigi sta dedicando a questa associazione, si può dire, tutta la sua energia, allora vogliamo porti la prima domanda, che è quella, secondo te, l'associazionismo che ruolo avrà nel mondo che verrà? È una bella domanda. Io credo che comunque sarà il futuro, perché ci sarà proprio questa opportunità. Non sarà una scelta obbligata, però per molti sarà un'opportunità da cogliere al volo. Poi vi spiegherò anche il perché. Spiegacelo subito allora, perché da cogliere al volo? Beh, diciamo che, come ti avevo spiegato anche altre volte, io non nasco con la voglia e la volontà di andare a fare un'associazione, ma visite di Fratelli del Cosmo mi hanno indicato questa strada. Ah, è Pertanto, vero. sì, Questa cosa poi ce la devi raccontare, perché tu hai eh sì, avuto un'esperienza, credo si dica di secondo grado, cioè li hai visti e poi hai cominciato a essere in contatto con loro, giusto? sì, sì, è così. E pertanto loro una delle ultime volte che ci siamo visti, mi hanno detto che dovevo tornare alla Terra. Naturalmente io nella mia ignoranza ho detto, ma cosa vuol dire tornare alla Terra? E ho capito invece che dovevamo riabbracciarci al contatto con la Terra e con tutti i prodotti dei suoi derivati, capisci? Perciò è chiaro che da lì sono partito con questa idea di costituire un'associazione e non mi son fermato giustamente lì, come ben sai. Sì, è vero. Ma allora, tornando al presente, che cosa stai facendo, per attuare questo tuo progetto di Allora, associazionismo di un certo livello, sì. diciamo? Allora, diciamo che la mia è una scommessa, prima di tutto con me stesso, e poi sto seguendo le linee guida che mi hanno indicato questi fratelli. Io sono anche una persona un po' testarda, perciò quando mi impunto su una cosa, in qualche maniera la voglio spuntare io. Ci vorrà del tempo, perché questo non è un gioco, è una cosa anche molto molto importante, è il futuro della nostra associazione, ma anche il futuro della nostra società, se seguo queste guide. Praticamente loro mi hanno, tra virgolette, indicato che in qualche maniera noi dobbiamo associarci e creare comunque un gruppo, una formazione di persone che comunque saranno intente a lavorare sulla terra, a ricavare i prodotti per sopravvivere dalla terra, che è quello che noi comunque come esseri umani l'abbiamo sempre fatto in tanti altri anni. Oggi ci Sì. richiedono di fare di nuovo questo passo, In perché Sardegna poi evidentemente. siete avvantaggiati perché c'è una natura molto generosa. Infatti, grazie al cielo. Perciò da lì io mi sono messo a scavare, nel senso che sono andato a cercarmi tutti quei siti, così chiamiamoli, dimenticati, abbandonati dallo Stato, dalle varie istituzioni, finché non ho trovato quello che, diciamo, che faceva il caso mio. Ora non lo cito qua perché non voglio. Fai eh, bene, Come? perché c'è ancora un work in progress, è meglio non citarlo. Infatti, siamo ancora, come si suol dire, in trattative, Esatto. però la strada sembrerebbe segnata, ecco, non voglio dire di più. Eh, Tu sai benissimo di cosa sto parlando, però Sì. non voglio No, no, dirlo qua perché. fai benissimo, fai benissimo. Allora, allora a questo punto parlaci di come, perché un pochino ce l'hai anticipato, no? Che questi fratelli cosmici ti hanno dato, quindi c'è stato un momento. Dici quando magari nel passato hai avuto questo primo contatto e se non ricordo male ti sei pure spaventato, giusto?
Beh, diciamo che giustamente era lontano 1993, il 23 agosto del 93, non stavo certamente pensando a loro, onestamente. Sono sempre stato un appassionato non di ufologia assolutamente, ma di aeronautica. Poi tutti questi passaggi io ho ricollegati tra di loro, ho capito perché nasciamo con certi hobby piuttosto che altri. Poi tutto questo io l'ho ricollegato nella mia esistenza, ma Certo, è chiaro. ci è voluto tanto tempo. Il caso non esiste. No, il caso non esiste, il caso è voluto. È chiaro. Ti dirò di più, noi non siamo mai soli, loro sono sempre al nostro fianco e ci seguono, oltre che ci sentono benissimo, sentono esattamente tutto quello che noi non solo che diciamo, ma che pensiamo. Mh-mh. Perciò È un po' inquietante detto così, però va sì. bene. Lo so, se poi ci fai l'abitudine ti renderesti conto che però tu puoi leggere anche il pensiero degli altri, allora saremo tutti alla pari, cioè non ci sono più gioco di nascondino, no? Esatto, Io non c'è più sono, ipocrisia, non ci sono più bugie. è chiaro, scomparirebbe tutto, che è una cosa meravigliosa, perché tu non Mh, puoi dirmi la bugia come io non la posso dire a te, capisci? certo. Eh, Quindi, diciamo, il primo evento è stato lì, sì, adesso io la faccio brevissima, se vuoi, se no ti certo, racconto per filo e per segno raccontaci, tutto. raccontaci che siamo curiosi di questo evento che ha cambiato per sempre la tua vita. Allora, era il 23 agosto del 93, era una serata che io stavo trascorrendo con un amico in discoteca, premetto che Perché avevo bevuto una perché limonata. eri una persona, diciamo, che si godeva la vita, non eri Sì, 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 sicuramente. sì, avevo appena 30 anni, perciò ero proprio nel pieno espansione di tutti i miei massimi divertimenti, guarda. Ecco, diciamo. Però proprio quella sera, perché io poi ho fatto praticamente un riesame di tutta la serata, spezzone per spezzone, quando siamo andati in questa discoteca, siamo andati con questo mio amico e la sua figlia, più che altro per portare questa ragazzina a ballare. Noi ce ne siamo rimasti sul terrazzo esterno che dava la vista su tutta la rada, perché praticamente questa discoteca è in cima, sopra Alghero, e da lì si vedeva tutta la rada del Alghero, bellissimo. E io già chiacchierando con questo mio amico nel terrazzo ho visto qualcosa che volava per aria lì. Però, sai, preso nella chiacchiera, l'ho visto ma non l'ho visto, cioè non l'ho considerato più di tanto, no? Perché ero preso dalle discussioni che avevamo. Comunque finisce la serata, io li riaccompagno a casa e mi rimetto sulla strada per Sassari perché loro avevano a casa sia ad Alghero che a Sassari. E me ne torno a Sassari da solo. Arrivato quasi all'incrocio, io stavo percorrendo la strada dei due mari, che è quella che collega Alghero con Porto Torres, e in lontananza praticamente dalla strada di Porto Torres arrivano tutti gli aerei. Poi c'è in quel momento vedo quello che a primo acchito mi sembrava un aereo. Guardo, l'orologio erano le 4:30 del mattino e io ho detto, ma cosa ci fa un aereo alle 4:30 del mattino ad Alghero? Cioè, fosse Milano, ho detto, ma sai, c'è Certo, traffico. certo, certo. L'orario era strano, inconsueto. L'orario era stranissimo, poi anche le luci di questo aereo, io praticamente quando arriva da lì, l'aereo si presenta di fianco e io vedevo in realtà soltanto due luci e non vedevo tutto il fianco della parte dell'aereo illuminato, ne vedevo soltanto due. E mancava tutta la coda. E io ho detto strano, ho detto, questo aereo non corrisponde ai canoni che abbiamo noi, no? Così. Io stavo già andando piano con la macchina, perciò ho rallentato ancora di più per cercare di vederlo meglio. Era basso, perché praticamente l'aeroporto costeggiava la strada che stavo passando io. Pertanto mi trovavo a, non lo so, 200-300 metri da terra, era molto molto basso. E comunque diciamo che l'aereo, presa quella velocità, comunque non stava scendendo, rimaneva sempre alla stessa altezza. L'altra Eh, cosa che mi ha lasciato immediatamente così perplesso. perplesso erano le luci. Le luci degli aerei hanno diversi punti di ancoraggio sul muso, sulla coda, sulle ali, sotto la plancia. Praticamente hanno 5-6 agganci e sono bianche e rosse, lampeggiano anche velocemente, stanno sotto il secondo. Questo oggetto, perché a quel punto non era più un aereo, aveva soltanto quattro luci, due blu scuri ai lati e due giallo cotto al centro, e lampeggiavano molto più lentamente.
Pertanto la cosa ho detto, ma strano, di sicuro non aveva nulla a che vedere con la nostra aviazione civile. Perciò ho detto, mi ha ancora di più sospettato questa cosa che non potevo veramente. Comunque, rallento ancora di più apro il finestrino per sentire a questo punto il rumore, perché col rumore capirò esattamente di cosa si tratta, mi tolgo ogni dubbio. E quando ho aperto il finestrino io ho sentito soltanto i grilli e le cicale delle campagne di vicino. Questo Quindi oggetto non faceva nessunissimo silenzio rumore. assoluto. Silenzio assoluto, solo questi grilli e cicale dalle campagne. Pertanto ho detto che, tolto ogni ragionevole dubbio, rimane solo una cosa, questo è un UFO. Perciò in mente io avevo già che avevo individuato un UFO, ma io in quel momento non avevo paura. Io ho detto che lo voglio incontrare. Perciò con le luci della macchina gli faccio abbaglianti verso l'oggetto, No, perché cioè praticamente ti lui sei sta per messa venire. a dirgli voglio incontrarvi. Sì, sì, io li volevo incontrare, giuro, No, io li volevo incontrare perché che per me coraggio. era una cosa meravigliosa, non avevo nessuna paura in quel momento, preciso in quel E momento. loro ti hanno fatto segnali? No, 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 non mi hanno fatto assolutamente nessun segnale. Hanno continuato a venirmi incontro, hanno ricevuto le mie luci, no? E hanno continuato a venirmi incontro piano piano, mantenendo sempre la stessa altezza. Almeno in distanza io vedevo sempre la stessa altezza. Comunque, prendo la macchina, dopo che gli ho fatto le luci, l'accosto all'ingresso di una campagna lì vicino, spengo la macchina e la macchina non aveva nessun problema, perché a volte dico, qualcuno dice, ma sai, la si è spenta. No, 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 la macchina non mi ha dato nessun problema. L'ho spenta io e poi l'ho riaccesa io, senza problemi. E scendo dalla macchina e mi metto sull'altro lato della carreggiata e aspetto. L'oggetto piano piano arriva fino a sopra di me e si ferma. Io alzo gli occhi al cielo e vedo questa cosa perfettamente circolare con queste famose quattro luci sopra. Io sarò rimasto forse un minuto e mezzo a guardarci entrambi, no? Io con gli occhi verso l'alto. Premesso che non passava nessuno in quel momento, Sì. eravamo solo io e l'oggetto. Erano anche le 4:30 del mattino, comunque. Comunque, Neanche a dire che eri preda dell'alcol. no, 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 avevo bevuto una limonata oltretutto, perciò guarda, io ho il Quindi testimone, tiriamo la ogni capiglianica per dubbio. fortuna c'ho il testimone, perché quella sera quel mio amico era con me, perciò sa benissimo cosa avevo bevuto. Ok. No, no. Comunque, l'oggetto a un certo punto prende, illumina la campagna lì vicino con una luce bianca e inizia ad abbassarsi. Il terreno che era a fianco a dove ero io fermo, praticamente era in discesa, perciò era un 2 metri più basso di dove ero io sul bordo della Certo, strada. sì. Quando si è abbassato alla mia altezza, io ho visto benissimo tutto, la cupola, i finestrini dentro, il colore argento del disco, io ho visto perfettamente tutto. L'oggetto piano piano si accosta in questo terreno praticamente incolto, con l'erba altissima, e come si abbassa emette un bagliore di luce giallo-verde, proprio, sai quando entri in una stanza buia che accende e spegni Sì, la luce in un attimo? sì. Fa un flash del genere, no? Ha illuminato il giorno la zona, ha fatto vum, vum, un secondo, anche meno, e poi di nuovo il buio. Però in quel momento che è illuminato a giorno, io ho visto di nuovo tutto, no? Dove si è poggiato e tutto, e poi di nuovo il buio. Io sono rimasto lì sul bordo della strada ad aspettare, è lì che sono nati tutti i problemi, perché io poi ho scoperto dopo cosa mi sono perso, ma l'ho scoperto solo al mattino, perché io in quel momento ho aspettato e ho detto: ma chi sono? Da dove vengono? Cosa vogliono? E se mi prendono? E se mi portano via? Mi uccidono? Cioè, mi sono venute tutte quelle paranoie da umano che non mi sarebbero mai venute prima se loro fossero scesi subito. Io non so per quale motivo loro non hanno aperto la porta e sono scesi a venirmi incontro. Io questo non lo so, non lo saprò mai, probabilmente. Però in quel momento sono passati un paio di minuti e io mi sono posto tutte queste paranoie. E loro hanno letto sicuramente il mio pensiero a questo punto, dalla mia ansia, dalla mia paura, e forse hanno preferito non uscire. Io adesso questo, ripeto, sono riflessioni che sto facendo a distanza di 30 anni, perciò non posso essere sicuro che sia veramente così. Però comunque loro hanno tardato e io non ce l'ho fatta resistere, perciò prendo e me ne ritorno verso Sassari, sempre con questa paranoia. Era vero, non era vero, li ho visti, non li ho visti, perché poi ti metti veramente mille Certo, paranoie, come se uno certo. vedesse la Madonna e dice ma l'ho vista veramente o me la sono sognata, cioè ti prende male. E comunque, io vado verso Sassari all'altezza di Lalandriga, che è
una frazione praticamente poco prima di Sassari, vedo un altro disco volante, piccolo, e io dico, del diametro più o meno di 1 metro, perché è passato in mezzo a delle villette e ho visto lì la luce e ho detto, cavolo, ho detto, inizio a vedere dischi dappertutto, poi la cosa mi stava prendendo male. Che giustamente dici che non è possibile, inizio a vedere tutte queste cose, tutte e due una volta. Poi ho capito anni dopo che praticamente era un drone che loro mi avevano mandato per seguirmi, però io in quel momento non ero preso troppo male, la verità. Comunque niente, la mattina arrivo a casa, mi faccio una doccia e chiamo immediatamente eh, l'amico che avevo lasciato la sera alberghiero. E lo avviso, ho detto, cavolo, guarda che mi è successo questo e questo e questo. Ah, dice, guarda, io a queste cose ci credo. Cioè, vabbè, non ne avevo mai parlato, gli ho detto, dai, vieni qua subito di corsa, che andiamo a vedere. Cioè, mi ha convinto e per fortuna l'ho seguito il suo consiglio e sono tornato immediatamente all'alberghiero. Come siamo tornati, arriviamo nella zona industriale di San Marco, dove gli avevo indicato dove si era appoggiato il disco. Siamo entrati dalla zona dietro praticamente e lì ho scoperto che comunque da dove mi trovavo io poche ore prima era l'unico posto dove non c'era comunque un cancello, non c'era niente che bloccasse il terreno. Io ci sarei potuto benissimo andare a piedi, ma io in quel momento non l'ho visto al buio perché non riuscivo a capire, al buio non riuscivo a vedere se c'era un recinto che bloccava l'aria e pertanto Certo. io l'ho scoperto solo al mattino questa cosa qua. Sto cercando di regolare se la luce, Ok. forse è meglio così, No, meglio così, dai. E era più allora? prima. No, no, va E, bene, andava e niente, bene così. siamo arrivati sul posto e abbiamo trovato questo terreno che era giustamente in stato di abbandono con questa erba altissima e si vedeva immediatamente dove si era appoggiato il disco, perché il disco ha lasciato proprio un'impronta completamente circolare nella zona. No, vabbè, incredibile. Noi naturalmente cosa abbiamo fatto? Ma io nella mia ignoranza, e me ne pento oggi, a distanza di tantissimi anni, non ho fatto assolutamente niente, abbiamo solo rilevato le misure di questo cerchio che era 7 metri di diametro e c'erano anche le impronte quadrate dei piedi dell'astronave che hanno appoggiato per terra. Favoloso. Però poi Però da allora hai cominciato a sentirli. eh beh, sì, io praticamente da allora è nato il contatto, perché da lì giustamente mi sono documentato e perciò su di me è iniziato ad aprirsi un mondo che non pensavo assolutamente che esistesse. Cioè io ero Diciamo, fermo alle cose molto più terrene. diciamo subito che tu sei anche autore di diversi libri. Il primo è Trattato X, che proprio, diciamo, parla di questi argomenti, giusto? Sì, sì, Trattato X nasce sempre per una loro volontà, che Io tu hai veramente bella mostra, eccolo lì, grazie, grazie Adele di pubblicizzare. Beh, tu lo sai che sono un'appassionata di esopolitica, ci siamo incontrati anche per questo. Certo. Dopodiché, hai scritto anche un libro invece sul mondo dell'arte, perché tu comunque sei un Sì, appassionato di sì, questo sì. mondo dell'arte Che e non ha nulla a adesso che fare, che non ha mi hai nulla a che detto fare con che l'ufologia. non ha nulla a che fare con questo Certo, argomento certo. e poi hai detto che, stai lavorando ad un terzo No, lavoro. ti spiego, a settembre uscirà il proseguo di Trattato X e siccome si tratta di una trilogia, sto lavorando proprio in questi giorni al termine della trilogia, al suo ultimo volume. È Molto bene, è uno sconvolgimento totale, ecco. bene, molto No, bene. diciamo che io ho seguito questo iter, ma mi è uscito così quasi spontaneo. Praticamente il personaggio, anche lui a sua volta si evolve È nella chiaro, storia, è cioè chiaro, è cresce chiaro. in una certa maniera e piano piano anche lui, grazie agli aiuti dei fratelli, si evolve e crea comunque tutta una serie di strutture e situazioni che lo porteranno ad averla vinta, speriamo, perché ancora dovrà Io combattere. sono contenta di questa chiacchierata che abbiamo fatto nonostante il temporale, Pierluigi, ma diciamo che poi ci vedremo con un nuovo tuo intervento quando sapremo la data in cui verrà fissata questa conferenza sull'ufologia che si farà in Sardegna il prossimo anno, giusto? Sì, stiamo parlando della prossima primavera, tra aprile e Ok. maggio.
quindi quando avremo maggiori dettagli potremo rivederci, così magari ci parlerai un po' più in dettaglio di questo argomento. Diciamo anche che Suentu come associazione non si occupa solo di ufologia, ma, No, ma di assolutamente. cultura a 360 gradi, Sì, sì, giusto? molto, diciamo che è una grande guida per la spiritualità e trattiamo tutti gli argomenti che sono inerenti a quella che è la nostra natura, perciò la salvaguardia dei nostri beni archeologici, i percorsi naturalistici, diciamo che abbiamo legato tutto quello che è la salvaguardia della nostra terra con tutti i nostri Chiaro, bellissimi. chiaro, chiaro, chiaro. Una terra Perciò, che io non ho scelto a caso. Allora, Pierluigi, rimaniamo così, ci rivediamo quando avremo da comunicare ai nostri certo, spettatori, insomma, ai nostri amici, ulteriori notizie sulla tua associazione e sugli eventi che starete per programmare. Va bene? perfetto, Ti perfetto. ringrazio dal profondo del cuore, ti saluto e saluto tutti voi che ci seguite e a presto con una nuova intervista. Arrivederci. Grazie. Ciao, arrivederci.